Assessore regionale Marcato, oggi più che mai siamo chiamati a diventare veramente i protagonisti del cambiamento in ottica di transizione energetica, anche alla luce di quelli che sono i risvolti dell'accelerazione data dall'Unione Europea, che ha deliberato con quell'accordo per la promozione e la regolamentazione delle energie rinnovabili con l'obiettivo europeo proprio di raggiungere la produzione di energia da fonti di energia rinnovabili coperti al 42,5%. Cosa rappresentano queste importanti linee guida per la transizione che si attua giorno dopo giorno? Questo è un obiettivo tanto importante quanto necessario. Credo che quello che è successo negli ultimi 2 anni abbia reso tutti noi consapevoli della fragilità energetica che tutta l'Europa sta vivendo. Se c'è un elemento positivo in tutto questo dramma è che ci siamo resi conto che in realtà nessun paese ha fatto i compiti per casa che avrebbe dovuto fare, perché abbiamo scoperto che la Germania in realtà produce energia con il carbone, abbiamo scoperto improvvisamente che la Francia usa l'energia nucleare, lo sapevamo, ma per anni ci avevano raccontato che tutti stavano lavorando in maniera muscolare all'uso delle energie rinnovabili. In realtà si è fatto poco, troppo poco. Quindi mettere questo obiettivo è un obiettivo importante, ma è assolutamente necessario. Io devo dire che da assessore veneto sono particolarmente soddisfatto della situazione veneta, perché noi avevamo un obiettivo al 2020 dato dalla Comunità Europea e noi l'abbiamo praticamente doppiato di produzione di energia da fonti rinnovabili. Adesso abbiamo questo nuovo obiettivo importante e non ci tiriamo indietro assolutamente, stiamo lavorando al nuovo piano energetico e sulla nuova programmazione comunitaria noi abbiamo individuato tutta una serie di linee di intervento strategiche dove metteremo risorse importanti per arrivare a questo obiettivo che ci ha dato la Comunità Europea. Da questo punto di vista stiamo lavorando al piano energetico e individueremo appunto nel piano energetico poi tutte le linee di intervento. E anche un aspetto fondamentale dell'essere appunto protagonisti del cambiamento, le deve essere riconosciuto un ruolo veramente di primo piano per l'essere sì, da una parte una persona riconosciuta come estremamente pragmatica e concreta, ma soprattutto una persona che si sta impegnando proprio per la transizione energetica della nostra regione. E questa concretezza si è potuta vedere proprio in tutti gli obiettivi fissati per la Green Wave, che passa attraverso operatività concrete che vedono anche le province sempre più protagoniste, come tutto quel calendario di eventi di cui è protagonista proprio la Regione del Veneto in partnership strategiche con il territorio, dove il territorio è chiamato proprio a farsi portavoce di una transizione che chiama anche i singoli cittadini a essere consapevoli che il cambiamento è ora. Ma quali sono quindi i prossimi passi previsti dalla Regione Veneto? Guardi, secondo me lei ha centrato il tema, nel senso che se vogliamo davvero fare una transizione energetica, ambientale, vera, noi dobbiamo avere come precondizione necessaria la condivisione con il territorio. Se non c'è coinvolgimento con il territorio, non andiamo da nessuna parte, perché la provincia e il comune diventano quegli elementi attuatori e anche divulgatori di strumenti di cultura ambientale ed energetica che è necessaria per arrivare davvero a raggiungere i risultati di cui abbiamo parlato prima. Noi a luglio 2022 abbiamo approvato una legge regionale, tra l'altro approvata all'unanimità perché è sintesi di 3 proposte di legge, una del sottoscritto e 2 della minoranza, quindi è stata approvata all'unanimità sulla promozione delle comunità energetiche. Questo è uno strumento straordinariamente importante perché nel quadro complessivo energetico della Regione Veneto questo è un elemento di leva davvero importante. Tenga conto che le energie rinnovabili possibili sono sempre quelle. L'idroelettrico, ma lì abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare ed è stato sfruttato ogni singolo salto. L'eolico, ahimè, non è sfruttabile in maniera significativa in Veneto perché, come tutti sappiamo, il Veneto insiste in un bacino orografico chiuso e quindi c'è assenza di ventilazione. Ci resta di fatto il fotovoltaico e l'idrogeno. E su questo noi stiamo lavorando. Le comunità energetiche, il fotovoltaico hanno uno degli elementi di forza
diventano un elemento veramente importante di transizione energetica e di autoconsumo, quindi produzione e consumo in loco, e questo aiuterà sempre di più ad essere meno dipendenti dal mondo per l'approvvigionamento energetico. E proprio diventare indipendenti è veramente una parola chiave delle comunità energetiche, degli ERAC, dove si devono anche cambiare le abitudini del consumo. Un consumo che diventa proprio l'alter ego della transizione energetica, che sposa però anche il tema della politica energetica, una politica energetica nuova con nuovi anche metodi di distribuzione. È così? Assolutamente sì, bisogna lavorare su più fronti, ovviamente sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, e questo è un tema ambientale, etico e un dovere per ognuno di noi se vogliamo avere un mondo migliore fra qualche anno. C'è tutto il tema della distribuzione, c'è tutto il tema del risparmio energetico, perché una delle prime fonti rinnovabili è proprio il risparmio. Ci deve essere anche da questo punto di vista un'educazione energetica e ambientale davvero importante. Io credo che il dramma della guerra in Ucraina, con la conseguente crisi energetica, abbia sollecitato sensibilmente ognuno di noi su questi aspetti. E quindi vedo che c'è da parte del singolo, non solo dell'istituzione pubblica, ma da parte del singolo, una coscienza ambientale ed energetica molto molto più alta. È per questo che questo è il momento giusto per fare questa rivoluzione culturale complessiva che ci consenta sempre di più di essere indipendenti dal resto del mondo. Ultima domanda, quindi come si immagina, facendo proprio un business plan, potremmo chiamarlo anche così, la Regione Veneto nel breve e lungo termine? Ma nel breve immagino una regione che mette a terra tutti gli strumenti che ha per continuare ad essere protagonista della transizione energetica. Noi abbiamo fortemente voluto la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, e il nome altisonante già racconta tutto, cioè noi vorremmo diventare regione leader nella transizione energetica, con epicentro l'idrogeno, per cui immaginiamo Hydrogen Valley, intanto a Venezia e a Padova perché c'è l'università, evidentemente a Venezia perché c'è Porto Marghera che è il sito migliore per sviluppare questo tipo di iniziativa, e ricerca, produzione e consumo di idrogeno verde, che è l'energia tra le più importanti che possiamo sfruttare. Quindi bisogna mettere a terra tutto questo, e ci stiamo lavorando, sfruttare tutto il PNRR possibile e immaginabile su questo tema energetico, le comunità energetiche, il piano energetico che ci dirà dove andare, la legge sul fotovoltaico, però ci sono degli elementi di criticità, sia per quanto riguarda le comunità energetiche, sia per quanto riguarda il fotovoltaico. Se davvero vogliamo che tutto questo si avveri, cioè che venga poi calato nella concretezza, dobbiamo fare due cose. La prima, semplificare il più possibile. Non possiamo immaginare che per fare una comunità energetica, fare un impianto di idrogeno, bisogna avere 10 ingegneri nucleari, 4 notai, 6 avvocati e 2 commercialisti, perché altrimenti non lo fa nessuno. Quindi deve essere semplice, anche la comunità energetica deve essere semplice nella sua costituzione e gestione. Secondo elemento, non c'è sostenibilità ambientale ed energetica senza sostenibilità economica. Per cui il fotovoltaico, che è una delle energie su cui noi puntiamo di più, deve essere appetibile sia a terra che sui tetti, perché non può essere che oggi sia più appetibile a terra che sui tetti. Abbiamo chilometri quadrati di tetti industriali su cui potremmo sviluppare quantità importanti di energia fotovoltaica, e quindi su questo dobbiamo lavorare, l'abbiamo chiesto al governo. Quindi nell'immediato c'è la messa a terra di tutto questo, e quindi io sono convinto che il Veneto raggiungerà gli obiettivi previsti dalla Comunità Europea, ma vorrei dire che noi siamo pronti ad andare anche oltre. Dobbiamo avere una visione ambiziosa, per cui nel lungo termine questa regione deve diventare autosufficiente energeticamente. Un grazie veramente importante sentito all'assessore regionale Marcato, assessore allo sviluppo economico, all'energia e alla legge speciale per Venezia, per questo approfondimento e soprattutto per questa apertura, all'apertura che parla di futuro, un'apertura che parla di impegno e soprattutto di opportunità per un territorio che ha veramente delle grandi potenzialità e soprattutto delle grandi skills che hanno bisogno solo di essere messe a frutto per una competitività che non ha eguali.